Prima Timoteo, capitolo 2. Per chi sa da prià. Prima ogni cosa ti raccomando che si facessero romane, sopra che preghiere, per ringraziare Dio e per tutto l'uomo. Ti raccomando di fare prià pure per tutto il re e per tutti quelli che tengono potere rinde in mano a loro. Perché si potesse campare quiete, rinda la pace, e si potesse campare rinda una vita dignitosa e dedicata a Dio. Questa è una cosa buona e piace assai a Dio, che è il Salvatore nostro, perché Dio ha desiderato che tutto l'uomo arrivasse a si salvare e a conoscere tutta la verità. Perché Dio è uno solo è pure quello che sta fra Dio e l'uomo, e chi è Gesù Cristo. Egli sarà la vita sua per pagare la vita di tutto quanto noi, a così in tuo tempo fissato. Egli sarà la prova che Dio vuole salvare tutto l'uomo. E proprio perché questi sono stati fatti ambasciatori e apostoli, con un comando e lezione a tutte le pavane, rinda la fede e rinda la verità. Io sono franca e non dico fesseria. Perché questi ha desiderato che rinda ogni pizza l'uomo ne facesse le preghiere e che alzassero in mano a loro, pulite, mezzo cielo, senza collera e senza ruzzime. O comportamento delle femmine. Io voglio che pure tutte le femmine si mettessero a pregare in la stessa maniera, mettendosi in cuore l'abito conveniente e portandolo con umiltà e semplicità. Non si presentassero mai innanzi a Dio chi ne tutti chi li riferiscono loro e non tenessero in capo per natura assai complicate e chi ne pisciuttarie e ora. E perne e abiti chi ne sforge, fossero invece addobbate opere buone, come se conviene a che le femmine cariscono e vuole bene a Dio. Rinda l'adunanza e femmine non parlassero mai, se stessero zitte senza pretendere niente. Non voglio che pure le femmine si mettessero a lezione all'ata e manca che loro potessero comandare l'uomo. Se stessero invece sempre quieti in due pizza a loro. Perché per prima è stata creata Adamo e poi è stata creata pure Eva. E poi non fu Adamo a essere ingannato, perché fu proprio da femmina che se lasciò ingannare e si mettette contro i comandi di Dio. Con tutte queste, pure la femmina si salverà, facendo la mamma rinda la vita sua, mantenendo la costanza rinda la fede, rinda l'amore e rinda la santità, e campando rinda l'umertà.